Alors, je m'appelle Feli Doval, je suis un en Moncaoui, et nous sommes de voir, il y a 6 semestres de Badalia. On avait l'école à Badalia, je ne vous ai pas dit, c'est une occulte en grande rue. Et c'est une occulte pas à la maternité, c'est une occulte à l'Ostau. Mais d'entrer à l'école en classe à Badalia, à l'âge de 6 ans, les autres d'entrave aux 5 ans. Qu'il faut que me trouvere a ma chiesa cabbiau e non ne minchio. Me uere viste fa, mai parlasse potai, come dicevo, uere viste fa quand même de rattraper les autres et me metteru, quand je tordais pas, me metteru a ma chiesa de monazze. Et puis après, j'ai trouvé que c'était le meilleur et le meilleur en classe, et dire que le drôle, les gars qui continuaient, connaissent le Gulezzi. Et on era il Gulezzi da vie. Uere dell'astre perché mes parents avevano combattuto in sto loro vie, che fu che si era pas pensionati. E mes parents avaient tutte le vacanze leur passation a Moncaoui, che il monde dice a Poliau. E poi montagiamo sul proprio Souvin, mon père montava Souvin, abbiamo qualcuno che era lì, che pensava all'investio. E poi il y a lì, passé 4 ans, al Gulezzi da vie. E bon, dintre era pas di migliore, mais a Cavere era il secondo della classe. E dotti partire al liceo Emilio De Clos, Orlia. Mais le directeur del Gulezzi ne voulait pas che partisse, voglio che demoresse per passare il concorso di entrata all'escola normale. O che voglio dire, fare una tresena speciale e voglio passare il bac e non più stare. E non partire al liceo Emilio De Clos. E poi al liceo Emilio De Clos, bon, c'est possible plus, mais quand même un pauvretto, perché il tempo militare. Et puis je me souviens que des cose facevo musce di io, perché io ero pas del même monde, mi trovavo dans des boursiers, nel mondo di Cran, nel mondo di Raufi, e mi souviens che c'era mon oncle che mi occupava le piedi, e io che si facevo di io. Ottave on era al liceo, e mi portava, mi souviens, una veste di mon cugino di sermon, e io che si facevo di io, perché era pas Cran, era pas al modo. Mais tant pis, al liceo mi débrouillerais pas strament, e io ero il bac da Juvezzo, un bac scientifique, e puis après, m'iscrivere alla facoltà di Clermont, ma come io pas trop d'arti allo Stato, stimare miei la nata voglia, e fare più un pendente per mai di 2 anni, e même temps montavo a Clermont cada settimana per seguire les cours de facoltà in storia e geografia. E poi il cas del momento che ho rete, che non pas de bon fa, surtout que da quel temps che io travaillais les sat e les immerghi, il y avait des pensionnaires, ils partaient pas per la dimensata, alle stube, e che non pas de bon fa, e demandare a fare maestre d'école, allora dopo lo dossier che abbiamo mi prendevo, sono reclutato come maestro d'école, e poi sono maestro d'école remplaçant, on avait d'un village à l'autre, un bussi per tout. A ti mi mettere a seguire les cours, d'aussitôt che non avevo fai, perché non sorvegliare di Luzernau, che aveva dei cours, perché ci ero interessato. È vero che alcuni di ça non fai, perché al liceo mi ero presentato le prove facoltative d'aussitôt, quando avevo passato il bac. Allora, non fai, on aveva si ritirato. E il paura mi era imbestia perché on aveva preso la seguita, che vuol dire che Cionfai era stato il primo professore della lingue regionale di Francia e che io ho preso qualcuno prendesse la seguita e qualcuno che sia capace. Allora che fu che prendere il posto e come plizzetto pre a fare una formazione, a seguire dei corsi, a montare a Samaliera per venire professore di Gulezzi e venire professore di Gulezzi in francese, storia e geografia. Allora che insegnava l'Occitan. Alors le parcours era un po' complicato perché lavorava l'uscire presso pas, lavorava, bon, aveva un empleo del tempo che per te poi pas agradare di lui, che lui non pas voulu, ma fi. Allora cominciare per essere professore di Gulezzi, titolare del posto, e poi con il mestiere di professore d'Occitan esiste che è licenza d'Occitan, e poi puoi ripassare il CAPES, e poi essere professore titolare d'un posto d'Occitan, allora che davvero era titolare d'un posto di francese, storia e geografia, PGC, destacato per l'Occitan. E in verità che abbiamo, per poter fare i ricordi, seguito i corsi all'università a Clermont e abbiamo ottenuto il livello licenza in Occitan, ma come la licenza in Occitan non esisteva pas da quel tempo, ufficialmente abbiamo il livello licenza di una lingua straniera.